è un'esperienza che mi piace fare perché così imparo anche a lavorare come sarà in futuro per me. Che cosa vuoi fare da grande? Immagino il meccanico. Sì, il meccanico è perché questa è stata la passione da quando ero piccolo, quindi mi piace tanto fare il meccanico. Nicola è uno degli studenti che imparerà a fare il meccanico lavorando su serio in un'autofficina. Tuta e grasso sulle mani, ma anche confronto diretto con il cliente, le sue esigenze e la commessa reale. Un'evoluzione del concetto di stage, quella proposta in questa concessionaria d'auto. La Frattin di Cittadella nel Padovano, che con ENAIP Veneto, ente per la formazione professionale, inaugura un'impresa formativa. I ragazzi del corso di operatore e riparazione dei veicoli lavorano fianco a fianco dei meccanici professionisti, mettendosi davvero in gioco con un'esperienza professionale. Una sfida allettante, ma anche carica di responsabilità. Qui semplicemente, e nella bellezza della semplicità, lavorano in un'impresa che è anche loro. Questo è molto importante, perché se non la sentiamo nostra, poi nel mercato del lavoro siamo quei lavoratori che non portano innovazione. L'innovazione è fatta da piccole cose e il lavoratore più bello, il lavoratore più bravo è quello che nel suo lavoro ci mette un qualcosa in più di proprio. Dal 2009 l'Officina Frattin collabora con l'ente di formazione regionale, prepara figure professionali competenti in grado poi anche di assorbire in azienda. Un percorso di impresa sociale no profit da parte di ENAIP. Lei pensa poi al termine di questo progetto di poter assorbire qualche ragazzo nell'organico definitivo? Ma l'abbiamo già assunto, sarà un paio di mesi fa, sta lavorando molto bene. Se questi ragazzi usciranno, e lo vedo proprio bene che usciranno preparati, non è detto che vengano assunti qui a Cittadella e anche sulla sede di Vicenza. L'impresa formativa facilita l'occupazione dei giovani. Questa è la cosa straordinaria che c'è, questo è un laboratorio di un'azienda che è un laboratorio di una scuola nello stesso tempo e quindi è un modello ancora più evoluto di quello che chiamano il sistema duale, che in Germania funziona tanto e che in Veneto per cui noi abbiamo un nostro modellino. Un modello che però dovrebbe essere ampliato ad un maggior numero di partecipanti. Nel Ministero del Lavoro abbiamo ragionato di mettere in campo proprio questo sistema duale, qualche risorsa in più per il Veneto l'abbiamo ottenuta, le destinerò certamente al mondo della formazione professionale. E le imprese private come possono dare una mano alla formazione? Venendo a parlare nelle scuole, venendo a dire di che cosa c'è bisogno, aggiustando anche i percorsi di formazione, perché magari a scuola tu pensi di fare delle cose fatte bene, ma poi trovi l'azienda e ti dice questa cosa non è fatta come avrei voluto. Cittadella crede nella formazione professionale. Il Comune ha investito 2 milioni di euro per la sede ENAIP, dove gli studenti possono anche conseguire il diploma di tecnico elettrico riparatore di veicoli a motore. Noi abbiamo cominciato a credere nell'ENAIP ancora molti anni fa perché abbiamo investito circa 2 milioni di euro sulla nuova struttura, quindi sulla nuova scuola di Cittadella, portandola nella zona di tutti gli impianti scolastici. Quindi per noi avere oggi qui aperta un'officina che prevede l'alternanza scuola-lavoro, quindi che va a formare dei giovani pronti poi ad entrare immediatamente nel mondo del lavoro, è fondamentale. Ci fai vedere come si fa una diagnosi di un'auto? Sì, certo. Qua ci sono gli errori che ha questa macchina. Qua fa vedere tutti i parametri della macchina, come il riscaldamento del motore o la batteria, quanta tensione va. Insomma, non è in buona salute questa macchina? C'è un errore a quanto pare questa macchina. Qual è l'apporto che danno i giovani a chi già lavora? Perché è vero che noi li formiamo, però anche loro magari qualcosa ci trasmettono. Sì, uscendo preparati anche dal sistema elettronico come sono specializzati questi ragazzi, sicuramente a quelli un po' più anziani sicuramente insegneranno qualcosa. Attraverso il PC capiamo dove è il danno e così dove è il danno andiamo a visualizzare se è proprio così in pratica e dopo lo togliamo e ripariamo. Quindi ti affascina più l'elettronica o la meccanica delle macchine? Beh, a me piace tanto metterci le mani, ma poi anche l'elettronica è importante così, perché la macchina è formata di elettronica e meccanica, quindi è importante entrambi saperle.